Bella ragazzi, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo su Project Car 2, seconda gara, ultima in qualifica, ho messo 85, forse è un po' troppo, mi hanno massacrato, 4 secondi in qualifica. Adesso vediamo in gara sotto la pioggia, spero di aver sistemato il motore, sta anche piovendo, pioggia leggera. Vai! Vediamo se in gara migliora, mamma mia. Che grafica signori, madonna del signore. Vediamo in gara, magari sono un uomo da gara, non da qualifica. Vediamo cosa combina il Cume. Vediamo se ci saranno errori degli avversari sotto la pioggia. Stiamo attenti. Siamo a 85 85 su 110 e 80 su 100 aggressività. Queste sono le statistiche cumendiane. In gara comunque si trasforma il Cume. Dai, siamo già a sesti, molto bene, molto bene. Con questa pioggerellina a rompere un po' i maroni. O la pioggia mi sta dando una mano, non lo so. Però la pista si sta bagnando comunque. Cioè, se ci saranno errori da parte degli avversari sotto la pioggia, speriamo. Su questi giochi è fondamentale. Adesso faccio più fatica però a prendere i primi. Mamma mia. Speriamo che vada bene l'audio, cazzo. Non riesco a trovare il pertugio per superare Webb. Ocio. Attenzione. Forse ho ammazzato qualcuno, speriamo bene, speriamo di una penalità, porca troia. Forse ho ammazzato qualcuno, vai. Ci può stare. Piano. Dobbiamo trovare le misure ragazzi, non vi ricordo giocare a Formula 1 che è ben diverso. Secondo giro completato. Siamo quarti. Sbavatura bruttissima. Brutta sbavatura qua di veneziano. Non proprio una grande mossa. Qua piove molto meno per esempio. Guarda che figa, infatti è molto più asciutto. Ok, guarda che figo, che bello, guarda le condizioni meteo variano in maniera devastante. Occhio, guarda la pioggia che c'è sul prato, mamma mia. È graficamente mostruoso, eh. Guarda che roba. Non riusciamo a prendere i primi tre però, Mamma mia. Abbiamo un piccolo vantaggio sul quinto, ma ho fatto il miglior settore finale, ma non basta, vedi con l'asciutto, secondo me
Oh, che brutto errore. Ai ai ai. Errore imperdonabile. Ho perso moltissime posizioni, Dio Cristo, però. I tempi e le vittorie sono già finiti. Devo fare più punti possibili, però cazzo. Ero quarto, l'ho messo anche abbastanza bene, potevo anche gestire. Però questa formula rookie ci piace. Questa formula rookie gasa. So che ci ho perso tante posizioni, cazzo. Adesso riprenderle sarà dura. Proviamoci però. No, bella, questa non è stata negativa questa. Dai, una piccola sportellata, ma ci sta. In queste categorie ci sta tutto, fioi. Ho il mio miglior tempo, quindi no il fastest totale. La pioggia è andata. Bisogna capire se è fattibile recuperare tante posizioni, ma la vedo un po' duretta, eh? I primi tre sono andati. Ok, sto girando bene però. Non dovevo fare quell'errore. Mi è costato molto. Mamma mia che lotta. Sarà che sotto pressione però. Mi sembra tantissimo. Qua che devo tentare il sorpasso. Buono. Bei sorpassi, bravo. Beh, recuperiamone più possibili. My new record. No. Questa prima curva è odiosa. 3 giri alla fine. Perché vogliamo un errore davanti. Stiamo spingendo il più possibile, ma non è facile. In questa seconda gara. Sempre settimi. Ero quarto, Dio madonna. Oddio, devo rallentare. Fanculo. Niente. Ho 2 giri per recuperare almeno una posizione, una o due forse. 2 laps remaining. 2 giri sono pochissimi. Devo dare tutto. Ma qua ho recuperato alla grande, qua ho fatto una cosa grande, fioi. No, dai! Torno in posizione 7, ma va a cagare, ma cosa lo tagliamo? Ma vaffanculo, va. Vabbè. Ci ho provato, Beppe.
Ho detto che la differenza è che con le gomme fredde o le gomme calde, ragazzi, quando le gomme entrano in temperatura puoi spingere tanto di più. Dai, in un giro posso recuperare su questo. Almeno uno me lo posso pappare. Peccato per le tante sbavature. Sì, ce la faccio, questo lo supero. Salvo cagatissime. Ottimo sorpasso. Provaci come. Se non cappellavo però. È che devo migliorare assolutamente in qualifica, che sono una pippa obesa, cioè in qualifica sono una roba grande proprio. Ocio. Mi chiude bene Mad. È un po' porco Mad. No, non puoi dirmi che ho tagliato perché ti inculo. E che più punti guadagno meglio è. Forse posso rischiarla. Ok. Dai quinti, poteva andare molto meglio, ma poteva andare anche molto peggio. Va bene così. Quinto posto. Porca puttana. Che dura. Giro più veloce. Io no, non ci credo. Ho fatto il fastest e godo. Punticini. Siamo 52 punti a 41. Mamma mia ragazzi. Team. Vabbè, fa culo. Ragazzi, ci becchiamo per la terza che stemmie. Cioè, non puoi sbagliare niente. Magari arrivavo, ho fatto 3 settori bello, uno schifoso, alla fine ultimissimo. Cioè, vabbè. Cioè, che dura che è, vai, andiamo in gara. Vabbè. Niente, le qualifiche vanno leggermente migliorate. Tutto sereno. Però in gara sappiamo che il cume si trasforma. Stiamo attenti perché ho fatto anche un incidente in qualifica pesante, eh? Io sono un animale da gara, però che non posso qualificarmi sempre ultimo, cioè è frustrante. Tanto qualcuno va per campi. No, 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 mamma mia. Come subito aggressivo. Questa è una gara difficile, complicata. Però voglio migliorare in qualifying session, cioè non mi interessa. Voglio migliorare punto. Se vogliamo portare a casa subito il primo anno un trofeo. Dobbiamo assolutamente migliorare in qualifica, se no è impossibile, secondo me è alla lunga. Questa è una delle curve peggiori, veramente, forse la più brutta. L'abbiamo presa di merda, vabbè. Non devono scappare via però. Occhio. Non devono scappare via. Sono ancora tutti qua per fortuna. Se dobbiamo fare le ossa in queste categorie ragazzi non sarà facile, ma proviamoci almeno. Non puoi su sto gioco sbagliare una curva. Io lo sto giocando chiaramente con gli aiuti, con l'ABS, con queste robe qua. Pensa che lo gioca senza niente, è un fenomeno. Cioè. Io non mi permetto neanche di osare, di giocare, neanche di pensare di giocare così, è proprio impossibile. È veramente, veramente complicato. Questo è veramente il punto più difficile. Ho esagerato. Ho esagerato qua. Puttana miseria, oh. Se continuo a fare sti errori non li prenderò mai questi.
Devo fare 4-5 giri puliti, se no addio possibilità di vincere il titolo il primo anno, anche se è stato un po' fortunato. Insomma, la prima gara l'ho vinta anche perché comunque era a livello 70 e che era insomma più semplice. Dai cazzo, dai. Cioè, incredibile che faccio giri più veloci in gara però che in qualifica. Io questo sinceramente non lo capisco. O sbaglio qualche settaggio in qualifica o boh. Cioè, spiegatelo anche voi ragazzi, perché sbaglio, faccio giri più veloci in gara con un carburante più elevato, boh. Sono proprio misteri questi. O vado meglio col carburante o con la macchina un po' più pesante. A sto punto provo. Che siamo sesti, non riusciamo a superare nessuno davanti. Ho idea che purtroppo questo è il nostro ritmo. Dai, io ci provo. Però li vedo più forti, non c'è niente da fare. Forse bisogna limare ancora un po' il livello, a mio parere. Adesso troviamo il nostro compromesso, comunque lo troviamo sicuro. Do not preoccup. Ah, Dio mio. Dai, cazzo, dai. No, vedi. Se voglio tirare troppo esagero, c'è niente da fare. Non ce la faccio proprio. Poi con tutto che non siamo lontanissimi, non siamo lontanissimi, però non riesco a fare quel salto di qualità per superare sti primi 6, i primi 5. Okay, you've got good consistent pace, but you're going to need to pick it up a bit. Let's push hard. Forse siamo un pochettino più vicini. Pian pianino, come pian pianino. Questa è una gara veramente scorbutica però, Che prendo di merda sta curva qua, la sbaglio anche in qualifica, la sbagliavo sempre, cazzo. No, anche l'erba, porco due. Niente da fare. Questa gara male male. Dai fioi, dai. Alla fine questa è la distanza, 4 secondi dal primo. Dai, vediamo un bel errore davanti, cazzo. Dai Comellino, dai Comellino.
Anche se continuo a sbagliare sta curva, cioè... non avrò mai possibilità di recupero. Proprio sta curva non mi viene, non c'è niente da fare. Le posso provare tutte, ma non va. Sesto posto che mi toglie sicuramente dalla prima posizione in classifica. E che ridimensiona un po' il cume. Adesso siamo a 5 secondi dal primo. Mancano 2 giri. Non riesco a fare almeno un giro pulito. Dovrò trovare il setup perfetto di difficoltà, quindi anche voi se potete consigliarmi ragazzi ben volentieri, perché sono da centro classifica. Oh, finalmente l'ho presa bene, fioi. Finalmente l'ho presa decentemente. Però comunque non è che sia sto gran giro, eh. Anzi, ho perso ancora in realtà. Giro finale. Un cume molto triste quello di oggi. Che se nella gara precedente c'era del potenziale, qua proprio invece sto perdendo male. A questo punto potrei abbassare da 85 a 80 e magari mettere di più nell'aggressività, che quella nei duelli, quindi c'entra magari meno. Proviamo a far così. Può essere una solution. Vabbè, qua ormai è finita, insomma, chi se ne fotte. Ormai ho mollato. Col cazzo nella manica. Ok, sesto posto, se vediamo la classifica, magari chissà, i primi hanno fatto male, non è detto perché con delle macchine uguali magari potrei, qualche punto l'ho preso. Vediamo la classifica, facciamo anche la quarta gara, dai, è stato un video un po' più lungo. Ok. Giro più veloce, non l'ho fatto certo io. Ok, siamo primi per 2 punti, mamma mia, da Gary Brown e Matt Webb. Sono loro gli avversari, ok. Gary Brown e Matt Webb. Ok. Vabbè. Comunque in realtà cioè, con la mia scuderia ho vinto solo io, quindi sono proprio scarso, insomma. Raga, siamo ottavi in griglia, però la gara ce la spariamo nel prossimo video perché sennò diventa veramente troppo lungo. Raga, finalmente un ottavo posto, possiamo far bene in gara. Un saluto al comandante veneziano. Ciao!